Limitazione ai calendari venatori, deroga alle cacce tradizionali venete di specie migratorie e ancora il blocco alla caccia al cinghiale. Queste sono alcune delle motivazioni che stanno spingendo l'associazione Italcaccia Veneto a protestare contro l'assessore regionale Daniele Stival, tanto da inviare al governatore Luca Zaia una lettera per chiedergli di risolvere questa situazione difficile. Chiediamo al governatore Zaia di togliere le deleghe sulla caccia all'assessore Stival. Questo è dato da questi 3 anni drammatici per il mondo venatorio veneto, abbiamo veramente toccato il fondo. Noi vogliamo che a gestire la caccia ci sia una persona competente e che conosce benissimo i problemi dell'attività venatoria. Le limitazioni degli ultimi anni stanno mettendo in crisi un'attività venatoria che secondo Italcaccia è una necessità per l'ecosistema. Le 70.000 doppiette venete contribuiscono ogni giorno a mantenere in ordine l'ambiente. L'unica necessità ora è quella di aprire la caccia al cinghiale in modo da regolare il numero di questo predatore che sta facendo danni enormi nella nostra regione. Abbiamo ormai una consistenza faunistica di questa specie che sta facendo danni ingentissimi al mondo agricolo, ma anche a tutte le specie di fauna presenti nel nostro territorio. Dove c'è il cinghiale non c'è più la lepre, non c'è più il fagiano, non c'è più la tipica alpina. Quello che chiede Italcaccia è la revisione del piano faunistico e la salvaguardia degli usi e delle tradizioni venatorie della regione. Noi vogliamo assolutamente che vengano salvaguardate le nostre cacce tradizionali, quindi la caccia a pepola, fringuello, storno, prispola, frosone sono delle tradizioni venatorie nostre. La comunità europea non è vero che dice che non si possono cacciare, possono cacciare in base a un articolo di una legge comunitaria, rispettando appunto questa norma.